sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Un minuto di silenzio, una preghiera per le vittime e i feriti della strage di Parigi in quello che è il luogo simbolo a Padova della tragedia del terrorismo, il monumento di Lipskin in memoria delle vittime dell'11 settembre americano. Per terra il tricolore francese e i mazzi di fiori. Il tantam via Facebook ha unito un gruppo di cittadini nel voler essere vicini ai parigini. Messaggio che credo che un po' come cittadini abbiamo sentito di voler dare è questo nostro essere parigini oggi fino in fondo. Mi piacerebbe che così come in modo spontaneo i cittadini deponessero qua il loro fiore, perché è il nostro modo di partecipare a quanto è successo. Inevitabile l'interrogarsi su quanto accaduto e cosa significhi per la nostra civiltà, per le nostre città. Bisogna che ci sia una reazione di carattere popolare da parte di tutti i cittadini, perché ci vogliono portare via sostanzialmente il bene della pace e il bene della libertà. Bandiera a mezz'asta in molti comuni del Veneto, mentre si moltiplicano le iniziative di solidarietà. A Padova nel pomeriggio gli studenti hanno sfilato nel centro cittadino ed anche a Treviso gli studenti di Liceo Canova si sono ritrovati in Piazza dei Signori per osservare un minuto di silenzio. Per lunedì sia a Padova che a Treviso sono previste in serata delle manifestazioni ed è rimasta sveglia tutta la notte anche Michela Marzano, docente di filosofia morale da 20 anni a Parigi, in città a Padova per presentare il suo libro sui gender. Non ho dormito tutta la notte anche perché non solo insegno a Parigi, ma mio marito è francese, tra l'altro non riuscivo a raggiungerlo stanotte. E sono delle notizie terribili perché in realtà non si sa che cosa succederà. Cittadini, politici e non, ed anche rappresentanti di comunità islamiche che condannano senza se e senza ma gli attentati. Questi sono assassini e non possono uccidere a nome nostro. Io sono venuto per dare la testimonianza che ci sono i musulmani, quelli buoni, quelli moderati, quelli che amano la pace universale. L'Europa si scopre vulnerabile ed ogni città teme per la propria incolumità. Il sindaco di Padova, Massimo Bitonci, ha già chiesto al prefetto la convocazione di un comitato di sicurezza. Intanto ci si interroga e ci si chiede come reagire se e dove si è sbagliato. C'è stato chiaramente un problema a livello di integrazione perché adesso le notizie non ci sono, ma saranno sicuramente dei francesi, quindi dei francesi che hanno ucciso altri francesi. Qualcosa non ha funzionato, anzi tante cose non hanno funzionato, bisogna ripensare l'integrazione, bisogna ripensare il vivere insieme.